Una corona di fiori e il saluto delle autorità cittadine davanti al monumento che ricorda l'uccisione dell'appuntato Enea Condotto e il carabiniere Luigi Maronese per mano dei terroristi neri del NAR il 5 febbraio di 42 anni fa. La città di Padova, purtroppo, in quel periodo di tensione e conflitto tra gruppi terroristi di estrema destra ed estrema sinistra, ebbe un ruolo di primo piano. Essi hanno pagato con la vita uno dei più drammatici capitoli della sanguinosa e lunga stagione che caratterizzò i cosiddetti anni di piombo. Quella notte del 5 febbraio, Codotto e Maronese erano intervenuti dopo la segnalazione di un residente che aveva notato movimenti strani. Vistisi scoperti, i terroristi neri che stavano recuperando delle armi iniziarono a sparare, uccidendo i due carabinieri. Nello scontro a fuoco anche un bandito venne ferito. Era Giuseppe Valerio Fioravanti, detto Giusva, che poche ore dopo venne arrestato. Un sacrificio, quello dei due carabinieri, che è stato d'esempio a chi in quegli anni ha lottato contro il terrorismo. Ricordo di due giovanissimi carabinieri che a 25 e 23 anni hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere. Questo è un sacrificio che noi dobbiamo ricordare per orientare la nostra quotidianità e perché ci sia da esempio sull'assolvimento delle nostre responsabilità, che sono le responsabilità di essere vicini e servire le comunità di questo territorio. Presenti anche i parenti delle due vittime che negli anni portano avanti la memoria di chi perse tragicamente la vita per servire lo Stato. È un esempio per dopo e anche per quello che è successo, che rimanga sempre un ricordo per tutti quanti.